Capitano Stefano Fratini al termine della vittoria 2-0 del Cottini Servizi Assicurativi sul campo dell'Alitalia Calcio. Sapevamo che era una partita difficile, il Cottini l'ha affrontata con quell'umiltà e quella calma che chiedevi alla tua squadra insieme al presidente Staibano quando hai detto che stavate per affrontare l'avversaria più tosta che potevate pescare ai play-out. È stato così? Sì, infatti questa sera dobbiamo soltanto che riconfermare quelle che erano le premesse della partita. Complimenti all'Italia, che è una squadra veramente trasformata dall'inizio stagione. Penso che un peggiore avversario non poteva capitarci. Nonostante erano 8 contati, hanno corso per tutta la partita, prestato alto, ci hanno fatto giocare male. Non era facile, ancora lunga c'è il ritorno, la partita ha ancora 50 minuti che può succedere di tutto. La cosa che fa dispiacere è che anche stasera purtroppo pensavamo che eravamo tutti e invece 3-4 defezioni all'ultimo ci hanno un po' penalizzato, non ce la facciamo quest'anno a essere tutti quanti. Speriamo che lunedì al ritorno al DLF saremo tutti e cercheremo di portare a casa questa agonata salvezza, insomma. E tante volte sono gli episodi a decidere la gara in un momento di stanca della partita, un palo a porta vuota dei vostri avversari, una magia di Volpi dall'altra parte. È il bello e il brutto del calcio a 8. Tante volte possiamo dire che gli episodi hanno voltato le spalle al Cottini in regular season, in alcuni momenti chiave. Oggi avete avuto anche quel pizzico di fortuna in più anche rispetto ai vostri avversari. Diciamo che alla fine di un campionato così lungo, 30 giornate, poi le cose penso che si compensano sia a favore che a sfavore. Questa sera se entrava quel palo, sì, sarebbero stati meriti loro, ma abbiamo probabilmente creato tantissime occasioni da gol che poi sarebbe stato ingiusto per noi. Quindi i primi 50 minuti sono passati, concentrati, non abbiamo ancora vinto nulla, non abbiamo passato nulla e con l'umiltà di questa sera forse riusciamo a portare a casa una salvezza che penso ce la possiamo meritare. Ultima domanda, non si è sentita l'assenza del Pibe di Vittorio perché davanti Dorazio, Romozzi, Volpi e gli altri che si sono alternati appunto hanno giocato bene e sono stati intercambiabili tanto da non far sentire l'assenza di quello che prima del gol di Dorazio era il vostro miglior marcatore stagionale. Sì, purtroppo Diego ha avuto un problema abbastanza grave familiare, infatti vanno a lui i migliori saluti e auguri, speriamo che possa esserci per il ritorno. E non era facile affrontare questa partita senza il nostro miglior capocannoniere su un campo a lui congeniale, perché qua si esalta sempre il nostro Pibbe, però Dorazio, Romozzi, poi qualcun altro è rimasto anche in panchina, c'è Fabiano, Paoletti che neanche sono entrati, l'altro portiere. È un gruppo unito, andiamo avanti fino alla fine, cerchiamo di dare tutto quello che possiamo dare per questa squadra perché dobbiamo salvarci assolutamente. Complimenti in bocca al lupo a Capitan Stefano Fratini.